Non so come c'è una in Sicilia quando ne succede una cosa, si può dire camorria. Una camorria, non so come c'è una che fuoco grande. Menanno diceva sempre, che fuoco grande quando succedeva qualche cosa. Mi picchiarono una multa, che fuoco grande. Si rompe la macchina, che fuoco grande. Brava la signora che mi segue. Che arrivo malato, che fuoco grande. Bruciò una città sana. Che fuoco grande. È un fuoco grande a Repò vero. A luglio dell'anno passato un fuoco grande arrivò e avvampò una terra sana, un'isola intera che bruciava. Mai Palermo aveva visto tutto questo inferno. A tutti i bagni della città, a battere del bello lampo, insieme a Baicarello, con un fuoco talmente arraggiato che manco l'acqua al mare ci può niente. Palermo le vittime tutte colore, ma soprattutto due colori. Un rosso di un fuoco e un nero di un fumo. E i cristiani, come a tante formicole, annacchiate luce e pittusa sotto terra, a cominciare a capire che c'era di scantarsi e a cominciare a scappare, come formicole. Quando c'era un pezzo di legno nella tana, e a cominciare a nascere tutte a scappare. A così fecero pure i cristiani poi con l'uomo. Che cominciava a scappare con macchine e malasere che ci bruciavano i carriere. E mentre ancora non si aveva capito non so cosa stava succedendo, senza niente capire, si arrivò a 48 gradi. 48 gradi, fuoco e fumo non è che. Chiederò al governo italiano di proclamare lo stato di calamità. Disse qualcuno bello tranquillo, salvo, lontano da tutto quello che stava succedendo. O stesso qualcuno che poi, per mesi e mesi, non ne parlò mai delle ruine delle tragedie che arrivavano un Palermo. Mi raccomando, ne dicevano la radio e la televisione, i poveri disciancati e di ricchiari e di sfasciati e del che non aveva né pane né niente, se si sta a casa che c'è cavolo. Mi scusasse, ma non l'ho capito. Cioè, hai un fuoco che mi tu pure a porta, io mi ho visto essere già a casa. Una vista invece, diciamo, aspetta, ma così che tanto arriva. Mi raccomando, non dovete uscire. Questo era il diktat. È tanto facile e tanto mistero che una picchiarietta ci ha pensato la vita. Palermo pareva nasciuta in un film. Nei social i video parevano finti, non si ci poteva credere. E poi te ne sono te scusi. C'è cavolo. E noi male che qualche cosa brucia. No, non ne capisce neanche. Fuori il sale. Che siccome sapevano a fare qualche picciolo di sovietico, dettero fare a tutta quasi. Ma a me mi dissero che fu un vecchio con capo valente era mezzo scemonito. Che poi la verità, la sappiamo tutte. La sappiamo tutte qual è. Se vampire. Su vampire un cappio che hanno a fuga e ne tiene sul tascacco. Vampire che significano che andai a terra c'è qualcuno che volesse comandare. E tutto sa mascare. Che qualcuno volesse decidere quando la terra brucia e quando si suda. E come finisce i vampiri? A resto il fumo. E in mezzo al fumo ne escono gli scavagli, corrono, si attaccano, fanno danno. E noi questi scavagli che conosciamo. E abbiamo una vita che ne scantavo. E mentre il fuoco si picchiava Monte Grifone e scendeva senza tagliare in faccia a nudo, a faccia di una buigata di arance e di luna, chi stava canciando. Il 25 luglio del 2023 un incendio doloso, nel vicino Monte Grifone si spinge fino al cimitero arrecando il crollo del soffitto della chiesa di Santa Maria di Gesù e la distruzione di innumerevoli affreschi, dipinti, stucchi e maioliche della stessa. Ogni eisse vero. E mentre bruciavano tutte cose, sentise una voce. Oh! Oh! Ma non potete essere a tenere che spada mi state lasciando qua. Ma che è chi sono ringrazio? San Benedetto puro meschino la bagnava e si fece sientere. Ecco, detto che bruciava e i dipinti che diventavano caimoni, i cristiani si misero in fila come formicole a travagliare insieme alla preghiera aiutare lo santo che tante volte aveva aiutato i decisi. Guardate, tutte guardate. I cristiani erano appoggiati. Con ci crede e pure con ci crede. Vi mettessimo subito a ferrio per salvare la cosa più preziosa.
a teca che il re si usa, chi faccia i sangue, un cuore che va ballava, e i manochine che nelle terre, va a piazzaissimo, e a piazzaissimo sta meraviglia di chiesa. A faccia di come voleva fare suo condanno. Perché su scavacche, ma no, noi siamo fuori in mecole, ci paghiamo insieme, chi faccia i sangue, i maledivori. Eppure quando non fanno un pezzolino natale, ne rompono tutte cose. Noi campavo che sai, e con meglio dignità. Grazie.